E adesso Stefano Buson ci parlerà dell'utilizzo delle situle nella vita degli antichi, i segni d'uso e i restauri antichi nelle situle di Posemon. Anche per lui 20 minuti. Grazie Giovanna e grazie per aver ricordato anche Este. Scusate. Lo studio delle situle di Montebelluna è stato realizzato in collaborazione con Veronica Groppo, che si è occupata anche dell'esame archeologico della necropoli e dei suoi corredi, come abbiamo visto prima. Il lavoro che presento oggi ha come oggetto le situle metalliche e in particolare il loro stato di conservazione e i loro segni di usura. Grazie a questo studio, basato sulle osservazioni tecnologiche e sulla ricerca di ingegneria inversa, è possibile ricostruire le varie fasi di produzione delle situle, ma anche recuperare informazioni sull'arco della loro vita, dal momento progettuale al loro uso primario, e poi ancora i segni delle eventuali riparazioni effettuate in corso di fabbricazione o quelli realizzati durante l'utilizzo delle situle, e infine i possibili riusi come usuari. I risultati della ricerca che oggi presentiamo si basano esclusivamente sull'esame autoptico, tutto ciò per salvaguardare lo stato di conservazione dei reperti estremamente precario, e suggerisce di evitare quanto più possibile spostamenti dal loro luogo di conservazione. Solo a seguito del consolidamento delle situle svolgeremo approfondite analisi archeometriche di tipo fisico-chimico. Diciamo subito che i restauri antichi sulle situle di Montebelluna sono molti. Su 22 situle studiate, ben 18 presentano queste evidenze. Come tipologia e modalità tecnica, le situle di Montebelluna attestano la presenza di botteghe, probabilmente locali, specializzate nella produzione di vasellame metallico. L'artigiano che prestava la sua opera doveva essere dotato di esperienza e dell'attrezzatura idonea tanto per fabbricarle quanto per ripararle e ripristinarle, sia di fronte all'usura che a rotture accidentali. Questi restauri, oltre a costituire una preziosa fonte di informazione sulle abilità tecniche degli artigiani, ci permettono di mettere in luce nuovi aspetti proprio sul loro uso e funzione. Con l'indagine prettamente tecnologica abbiamo cercato di scoprire le prime cause di rottura delle situle, che si arrivano principalmente a contenere dai 10 ai 5 litri di liquido a seconda delle proporzioni. La parte strutturale più fragile delle situle era sicuramente l'attacco del manico, realizzato in bronzo fuso oppure in lamina avvolta. In entrambi i casi il contatto delle terminazioni del manico sulle occhielli logorava entrambi gli elementi, come potete vedere in questa slide, specie con la situla a pieno carico. In questa immagine vediamo infatti due occhielli usurati e si tratta di quelli delle tombe 249 e 276. L'occhiello si rompeva spesso, come possiamo vedere nel disegno della situla della tomba 276, e quindi è probabile che per la riparazione si affidassero a un calderaio o comunque a un artigiano specializzato. Altro punto debole doveva essere la saldatura degli attacchi del manico sulla spalla, effettuata con ribattini. Questi ultimi, in conseguenza delle sollecitazioni meccaniche, potevano sfilarsi, provocando anche uno strappo sulla lamina, come vediamo nel disegno della situla in alto a sinistra.
Qui l'attacco originale del manico si è staccato in 2 punti ed è stato poi sostituito con uno nuovo a piastra corta. Attenzione, a questo proposito non escluderei che questo tipo di danni alle situle possa derivare anche dal loro impiego per attingere acqua da un pozzo. Passando all'orlo, nella sua lavorazione veniva sempre applicato un tondino interno di piombo o di bronzo. Questa soluzione strutturale garantiva con il suo peso il pescaggio dell'acqua e allo stesso tempo l'integrità del bordo circolare che diversamente era destinato ad ovalizzarsi per il peso della situla a pieno carico, sorretta dal suo manico ad arco. A conferma di questa tesi abbiamo la situla della tomba 385 con l'orlo rotto in più punti e privo a tratti del tondino interno in piombo. In questa situla spiccano gli interventi di consolidamento dell'orlo stesso, eseguiti in più fasi, con strisce di lamina saldate alla spalla con ribattini. Facile ipotizzare che l'abbondanza di questi restauri sia dovuta alla quasi totale assenza del tondino di piombo originale all'interno dell'orlo. Forse fu riuscito per fusione accidentale. Pensiamo a una situla accanto a un fuoco, per cui ha raggiunto la temperatura di 300 gradi ed è fuoriuscito parte del piombo. Nel corso dello studio ho poi verificato una criticità strutturale nella massima espansione delle situle tra spalla e corpo, dove lo spigolo spesso si frattura o viene deformato da colpi accidentali. Anche in tale caso collego queste evidenze alla situla impiegata per attingere acqua dal pozzo, azione meno controllata rispetto alle altre operazioni casalinghe. Nella situla della tomba 409 è presente un restauro antico eseguito in 3 fasi distanziate nel tempo, come appare dalle sovrapposizioni delle placche interne. Altro restauro in questa stessa situla si nota vicino alla saldatura verticale, mentre nel corpo si possono constatare segni di lavorazione a tassetto effettuati da un artigiano poco esperto per svasare la parte sottostante. Sul corpo delle situle e sul fondo le varie fratture riscontrate possono derivare da difetti strutturali della lamina, da una errata lavorazione a martello su tassetto o da colpi meccanici subiti involontariamente durante l'uso. Come esempio mostriamo la parete fessurata della situla della tomba 195, restaurata in antico con un rinforzo in lamina interna fissata con 6 ribattini. Dopo attento esame si è scoperto che per il rattoppo è stato utilizzato un frammento di placca di cintura rettangolare decorato con motivi a esse contornati da linee. Da sottolineare poi il caso dei fondi danneggiati, di cui uno presente nella situla della tomba 165 con il piede parzialmente staccato dal corpo per usura, come potete vedere da questa foto, e l'altro nella situla della tomba 12 di Santa Maria in Colle, che presenta l'inserimento di un nuovo fondo in sostituzione del vecchio, che era probabilmente a scodella, consumato per usura da sfregamento del piede basale. Questo dato l'ho riscontrato anche nella situla certosa di Bologna. La situla molto lacunosa della tomba 42 di Posmont, 1963, ci ha incuriositi per le sedimentazioni verticali,
presenti al suo interno e per il raddrizzamento dei bordi fratturati. Abbiamo analizzato i dati di scavo, da cui risulta che l'ossuario è stato scoperto già lacunoso e in posizione eretta e questo non concorda con lo sviluppo delle sue corrosioni. Ipotizziamo quindi che la sidula ossuario in un primo momento sia stata deposta intera nella tomba, sia caduta in posizione orizzontale e col tempo abbia subito le sedimentazioni e la perdita dei frammenti. Probabilmente la tomba è stata riaperta e per far posto a una seconda deposizione è stato effettuato il riassetto del corredo con il raddrizzamento della stessa situla. Un tema decisamente importante poi riguarda l'arco di tempo di vita delle situle. Questo tempo cioè poteva passare di caso in caso, non sappiamo quanto tempo passava in questo caso tra l'utilizzo in vita del vaso e la sua deposizione in tomba. Come è facile intuire da questo raccolto sulle tracce d'uso e sui restauri antichi, non è possibile ipotizzare un periodo preciso, ma qualche osservazione sembra comunque utile ad affrontare adeguatamente il tema. Sulle situle istoriate è più facile sicuramente individuare la presenza della pulitura periodica che si può cogliere grazie alla presenza di tracce d'usura sulla decorazione a sbalzo. Lo si vede bene nel particolare della situla stessa, dove la campitura del vestito della filatrice risulta a brasa. L'ossidazione in queste situle poteva dipendere dal loro impiego, dalle condizioni ambientali, dai lavaggi, dalla vicinanza al fuoco, come ho detto prima, e infine dal tipo di protezione o patinatura superficiale che esisteva anche all'epoca. Nelle situle non decorate credo che non fossero soggette a pulitura periodica, in quanto non troviamo tracce evidenti di usura riconducibile a questo tipo di operazioni. Restando sul tema delle riparazioni, sappiamo per certo che una situla poteva subire anche un restauro in corso d'opera e in certi casi 2 o 3 restauri effettuati in periodi diversi e successivi. Osservazione che testimonia il valore non solo materiale di tali manufatti. Il rito funebre, come ampiamente noto, prevedeva che il manico e i suoi attacchi venissero staccati, con il fine di rendere il vaso inutilizzabile. Questa operazione ha lasciato tracce evidenti lungo i fori di fissaggio dei ribattini e qui vediamo alcuni di questi fori che conservano ancora il ribattino originale, mentre altri sono stati tappati con piombo, come nella situla della tomba 410. In questo vaso è assente il tondino di piombo sull'orlo. Attenzione, forse volontariamente rimosso dalla situla tramite fusione a circa 300 gradi, al momento della sua defunzionalizzazione. Probabilmente questo stesso metallo è servito poi per tappare i fori allo scopo di sigillare il vaso ossuario. E qui ritorna a Este, perché anche a Este è presente questa soluzione in più casi, ma vi ricordo l'esempio del coperchio della notissima situla Benvenuti 126, dove 3 fori sono stati sigillati anche qui col piombo. Queste situle defunzionalizzate, come tutti sappiamo, venivano usate in contesti funerari per contenere le ossa combuste avvolte in una sorta di sacchetto. E infatti qui vediamo un lembo di tessuto conservato all'interno della situla della tomba 118 che si è salvaguardato grazie all'azione dei sali di rame. In conclusione, i restauri antichi sulle situle di Montebelluna, quanto a tipologia e modalità tecniche, nonché per la loro frequenza, attestano una conoscenza del vasellame metallico che appare diffusa quanto basta per pensare ad artigiani e a botteghe stabili. Queste situle
dopo il restauro e la successiva nuova sigillatura interna con cera e resina di pino, tornavano alla loro piena funzione di contenitori per liquidi. Per finire, presento la tomba 5 di Osmond con la situla istoriata in corso di scavo, mirabile esempio di ultima destinazione di un vaso che continua a raccontarci tante favole. Grazie a tutti. Bene, grazie a Stefano Buson anche per questo importante contributo, anche a lui grazie per aver risparmiato diversi minuti. Devo dire che ci rendiamo conto di quanto un'analisi accurata dal punto di vista tecnologico ci dia modo di fare riflessioni non solo sull'aspetto, come dire, dello sviluppo di questa tecnologia, cioè della sapienza di questi artigiani, no? Della loro capacità straordinaria, non solo di forgiare, ma poi di intervenire laddove è necessario per riparare, ma soprattutto, e questo lo dico soprattutto per le situle istoriate, ci consente di fare una riflessione sul fatto che, come molti sapranno, insomma, le situle che hanno una decorazione figurata sono state da molti considerate come oggetti fatti per il funerale con una decorazione di tipo funerario. Ecco, il fatto di vedere che erano usate per tanto tempo prima dell'utilizzo nell'ambito del funerale ci porta a dire che l'interpretazione della loro figurazione deve staccarsi dal tema della morte, deve essere qualcos'altro. E questo è un passo avanti straordinario nell'ambito degli studi iconografici. Quindi da questi lavori di Stefano Buson, che partono da una straordinaria capacità e conoscenza tecnica, arriviamo a conclusioni, riflessioni di carattere storico di ampio respiro, e questo è moltissimo.